Sì, l'importanza di questi istituti del project financing, del leasing immobiliare, indubbiamente in questa fase in cui le possibilità di ricorrere al finanziamento tradizionale da parte degli enti locali è cresciuta enormemente. Sicuramente, io come magistrato della Corte dei Conti ritengo che però siano istituti che vadano usati con equilibrio, con cautela, per evitare che stravolgendoli gli enti finiscano per indebitarsi e quindi magari per creare ulteriori problemi magari anche nella gestione dei finanziamenti o del debito negli esercizi futuri. Diciamo che in ogni caso sono delle possibilità che la legge consente e che richiedono anche una preparazione tecnica e professionale da parte delle strutture comunali che si trovano magari a contatto con società specializzate, molto attrezzate e non sempre disposte a usare solo finalità lecite o a realizzare il meglio per l'ente pubblico.